29 anni di storia per Teleradio Pace, l'emittente della diocesi che da sempre fonda la sua missione su una scelta di carità e di servizio. Questa sera messa di ringraziamento a Rupinaro. Inaugurata dai giovani la sesta edizione del Festival della Parola, flash mob degli studenti in Piazza dell'Orto a Chiavari, per 4 giorni incontri e spettacoli in città intorno alla parola dialogo. Attenzione al territorio, viabilità e impianti sportivi, i temi della nuova squadra di governo a Cogorno, riunito il primo consiglio comunale e assegnate le deleghe di giunta. Il vescovo in visita alla SEAC di San Colombano di Vignale, intenso confronto con i lavoratori dirigenti dell'azienda fontanina, specializzata in prodotti per la subacquea. Buongiorno a tutti e bentornati al nostro telegiornale. È un giorno importante per Teleradio Pace che ricorda i suoi 29 anni di attività e li vuole condividere con i suoi amici. Questa sera alle 19 il vescovo Monsignor Alberto Tanasini presiederà la messa nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari. È un momento di festa naturalmente e di incontro. Sentiamo. Teleradio Pace Chiavari nasce il 23 maggio del 1990 da un'intuizione dell'allora vescovo Monsignor Daniele Ferrari. Di ritorno da una riunione della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Ferrari coglie l'opportunità che uno strumento di comunicazione che vada non solo di campanile in campanile, ma di tetto in tetto, possa contribuire in modo efficace e sempre più capillare all'opera di evangelizzazione. Sono anni in cui la Chiesa italiana, intuita la potenzialità dei nuovi mezzi di comunicazione, decide di investire in quelle che il Concilio Vaticano II definirà meraviglie. La tendenza che ha avuto la Chiesa negli anni 80-90 a ritenere che, ottima scelta, potenziando i suoi strumenti mediatici, la Chiesa che è andata in rete, una Chiesa che è andata sui social, il Papa che manda il tweet, ok. Le televisioni diocesane come quella che ci riprende, come quella che si trova nella mia diocesi, sono delle possibilità impensate, belle, che il Vaticano II chiama meraviglie. Oggi Teleradio Pace è nuovamente di fronte alla necessità di mutare un sistema di trasmissione in continua evoluzione. La costante sono stati i pilastri solidi dai quali l'emittente ha preso le mosse: provvidenza, solidarietà, volontariato. Il servizio Telepace è una passione che ti prende, chi come me dal 1994, proprio perché Telepace vuole essere ed è una televisione comunitaria, quindi una televisione di tutti per tutti, e per questo l'impegno dei volontari è fondamentale. Negli anni l'impegno è cresciuto e oggi, con una copertura territoriale che raggiunge l'intera regione, Teleradio Pace rinnova il proprio servizio alla collettività attraverso 5 canali digitali, di cui uno, il 187, dedicato solo all'informazione, un canale HD, una stazione radio e i social media, strumenti al servizio della parola di Dio e dell'uomo nello spirito di chi da sempre dà voce ai valori. Cambiamo tema, oggi a Chiavari si è aperto il Festival della Parola. I giovani hanno riempito di colori e musica Piazza Nostra Signora dell'Orto prima dei saluti delle autorità. Filo conduttore della manifestazione La Parola Dialogo, declinata in diversi incontri e spettacoli, tutti gratuiti per la popolazione. Siamo andati a vedere. Amico ti scrivo, così mi distrai un po', e siccome sei molto lontano. Il flash mob delle scuole di Chiavari ha aperto la sesta edizione del Festival della Parola, la rassegna culturale che per 4 giorni animerà la città con incontri, parole, spettacoli, musica e presentazioni. Gli alunni della scuola Ilaria Alpi e del comprensivo della Torre hanno animato Piazza Nostra Signora dell'Orto sul tema conduttore del dialogo. Grandi le aspettative del comune sulla manifestazione. L'anno scorso 16.000 presenze, il 60% in più dell'anno precedente, quest'anno contiamo di fare altrettanto. Abbiamo coinvolto le scuole col Dida Festival, una novità di quest'anno, oltre all'apertura, anche col Fuori Festival, tutte le attività commerciali del comprensorio. Saranno 4 giorni all'insegna di grandi intellettuali, personaggi della cultura, e Chiavari svolgerà questo ruolo con spettacoli completamente gratuiti per cittadini e per gli ospiti.
Questa sera alle 21:30 in Piazza dell'Orto andrà in scena la prima nazionale di Un ebreo, un ligure e l'ebraismo con Monio Vadia e Dario Vergassola. Nomi di spicco anche per le altre serate. Domani ci saranno Pupi Avati e Mario Sesti, sabato tocca a Federico Rampini, domenica a Vittorio Sgarbi. Ho trovato veramente grande disponibilità da parte di tutte le associazioni culturali turistiche e anche da parte delle attività produttive, cioè da quello che è il cuore di Chiavari, città commerciale per eccellenza, 1500 attività produttive, e vi assicuro che veramente la stragrande maggioranza ha voluto partecipare ed essere presente a questo importante appuntamento. Declinare il concetto di parola in modo da essere attrattivo ma anche circostanziato e da dare dei messaggi precisi non è semplice. Credo che il programma di quest'anno invece ci riesca in maniera molto chiara, perché aver scelto il tema del dialogo è una scelta bella, coraggiosa e credo dedicata soprattutto ai giovani. E al Festival della Parola si parla di Elena Bono. Per tutta la giornata di oggi alla Società Economica si svolge un convegno sulla scrittrice chiavarese d'adozione. Le relazioni riprendono oggi alle 15:30 sino al tardo pomeriggio. Vediamo. Chiavari celebra Elena Bono, è la città che ha amato e nella quale ha creduto e che oggi conserva i suoi testi. Non c'era un luogo migliore per il primo convegno internazionale in Italia. Un'artista di grande statura che sa parlare ai giovani, forse è conosciuta e apprezzata più all'estero che nel nostro paese. È una persona che ha sempre pensato in grande, oggi si pensa in piccolo, è una donna che è poliedrica perché nella narrativa ha visto la resistenza in maniera assolutamente equilibrata, molto forte. Ricordiamoci che ha fatto la resistenza come staffetta, quindi conosce bene questi tipi di realtà. Grande ricchezza nelle poesie perché ha fotografato da par sua la crisi generazionale. Nel teatro è riuscita a scrivere dei testi mirabili, nella storia dell'arte pure. D'altro canto era la figlia di un grecista, Bono, che è stato preside per lunghi anni qua al Delpino. A parlare alla Società Economica punte di diamante della Spagna, come gli studiosi Mercedes Arriaga e Daniele Cerrato dell'Università di Siviglia, Milagro Martín Clavico dell'Ateneo di Salamanca, Aurora Lopez e Andrés Posigna Pérez di Granada, i genovesi De Nicola e Trovato, l'editore dei testi della Bono, Francangelo Scapolla, oltre ai testimoni, cioè coloro che hanno conosciuto la scrittrice. In sala anche un giovanissimo studioso di 26 anni proveniente da Padova. La cosa più interessante di Elena è la sua semplicità, la sua radicalità e la sua fede. Il suo essere, la sua poesia mi ha cambiato profondamente. Ti ricordi qualche verso a memoria scritti da Elena Bono? E cito l'esergo di imitazione di Cristo, che è appunto Cristo in mezzo a noi, sanguinante silenzio. Cambiamo tema, parliamo di politica amministrativa. Prima riunione a Cogorno del nuovo Consiglio Comunale. In attesa di conoscere le decisioni dei giudici del Tribunale di Genova per il processo sulle spese pazze in Regione Liguria, di cui Gino Garibaldi è imputato in qualità di ex consigliere. Il sindaco ha prestato giuramento e ha assegnato le deleghe ai componenti della sua giunta. Vediamo. Attenzione al territorio con interventi in corso o in via di progettazione per la mitigazione del rischio, viabilità di fondovalle sulle alture, riqualificazione dell'impianto sportivo di San Martino. Sono alcuni degli impegni assunti dalla squadra di governo nel nuovo ciclo amministrativo di Cogorno. Nella prima riunione dell'Assemblea, che ha visto il primo cittadino Gino Garibaldi prestare giuramento e assegnare le deleghe alla sua nuova giunta, si è tracciata la strada lungo la quale la maggioranza vuole continuare il suo cammino. Continueremo naturalmente in tutti quelli che sono i servizi essenziali, ma come abbiamo detto cercheremo di fare anche qualche cosa di più. Siamo usciti da una fase in cui si riusciva a fare solamente le spese obbligatorie e quindi i servizi obbligatori a quelli necessari. Ebbene, adesso si può davvero pensare anche alle cose importanti per poche e tante persone. Il sindaco uscente Enrica Sommariva, oltre alla carica di vice sindaco, avrà anche la delega agli affari generali. Sergio Segalerba sarà assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria, tributi e servizio di nettezza urbana. Franco
Franca Raffo è assessore alle attività economico-produttive, artigianato e tradizioni, sviluppo e tutela del territorio, integrazione collina e fondovalle, collegamenti, gemellaggi e turismo enogastronomico. Infine Giorgia Ines Zaccaron sarà assessore ai servizi sociali, partecipazione, politiche della famiglia, cultura, organizzazione e risorse umane. A completare l'organico della maggioranza per la lista Rinnovamento per Cogorno ci sono Cristina Daneri, che sarà la capogruppo, Andrea Rossi, Luigi Mazzino, Giobatta Monteverde e Luca Beo Torrente. 4 i consiglieri di minoranza. Per il gruppo Partecipativa Cogorno Democratica saranno Laura Bacchella, capogruppo, e Oriano Castelli. La nostra sarà una posizione costruttiva. Non avremo preclusioni a votare pratiche presentate dalla maggioranza se riterremo che saranno orientate al bene della città. Avanti Cogorno è invece presente in consiglio con Daniele Groppo, che sarà capogruppo, ed Enrico Signorini, che ha preso il posto di consigliere del candidato sindaco Aldo Perfler, che ha rinunciato all'incarico. Proveremo a rispettare il nostro programma iniziale, quindi la realizzazione delle 3 rotonde di San Salvatore, e soprattutto proveremo a realizzare uno dei nostri obiettivi più importanti, ovvero il ritorno dell'acquedotto al comune. Abbiamo parlato tanto in questi giorni di elezioni amministrative, c'è un aspetto che riguarda l'economia, potremmo dire, che riguarda le persone che nei giorni di voto e di scrutinio hanno lavorato all'interno dei seggi, un'attività che è regolamentata da normative specifiche, e quindi l'occasione di farne il punto nel nostro Sportello Economia. Sono diversi i diritti dei lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali nei seggi. Ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, sia nel pubblico che nel privato, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale, presidente, scrutatore e segretario, ai rappresentanti di lista. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali di vigilanza o altro. In quanto l'attività nei seggi è equiparata ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali. Il lavoratore che intenda usufruire dei permessi elettorali è tenuto a darne preventiva comunicazione al proprio datore di lavoro, consegnando il certificato di chiamata inviato dall'ufficio elettorale. Al suo rientro in azienda, il lavoratore dovrà poi dimostrare l'avvenuto servizio, presentando copia del medesimo certificato di chiamata con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza del seggio, sottoscritto dal Presidente e vidimato con il timbro della sezione. I componenti del seggio elettorale e i rappresentanti di lista o impegnati in operazioni connesse hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con accordare con il datore di lavoro. Per quanto riguarda i riposi compensativi, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei 2 giorni successivi alle operazioni elettorali, se il sabato è non lavorativo, o nel giorno successivo se il sabato è lavorativo, salvo diverso accordo con il datore di lavoro. Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il giovedì. In caso di rinuncia da parte del lavoratore al riposo compensativo, occorre pagare allo stesso la relativa quota di retribuzione dovuta. Veniamo ora ai temi religiosi della nostra diocesi. Proseguono gli incontri. Il vescovo Tanasini ha incontrato il personale della SEAC Sub di San Colombano per la celebrazione del precetto pasquale. Vediamo. Vivere il Vangelo è di per sé una testimonianza e può cambiare il cuore. Lo ha sottolineato il vescovo Alberto Tanasini celebrando la messa alla SEAC Sub di San Colombano. Descrivendo alcune delle vicende raccontate negli Atti degli Apostoli, il pastore della diocesi ha sottolineato come l'onestà di Paolo e Barnaba non sfuggono ai loro carcerieri, sebbene le circostanze li mettano in condizione di farlo, diventi fonte di conversione per chi è testimone della loro condotta. È il miracolo dell'onestà, ha osservato Monsignor Tanasini, un evento che appare raro soprattutto oggi. Un gesto che muove il cuore di un uomo, il carceriere, e lo porta alla fede. E questo è richiesto dal Vangelo. Paolo e Barnaba fanno questo gesto proprio perché sono fedeli al Vangelo.
La fedeltà al Vangelo diventa anche possibilità per uno sguardo diverso sull'esperienza più dolorosa della vita, quella del distacco. Il Vescovo ne ha parlato in riferimento al brano evangelico proposto dalla liturgia del giorno. Di fronte ai distacchi, ha osservato il pastore della diocesi, il nostro sentimento si ferma alla perdita e non alimenta più la domanda sul dopo, sull'eternità e sulla fine dell'esistenza terrena. Non abbiamo paura di parlare dell'eternità. Il Signore ci ha squarciato il buio, il velo del cielo. Questa è la chiamata ultima, forte, decisiva della nostra vita. È vero, noi possiamo anche rinunciarci, ma in questo modo rischiamo di fallire tutto. Non è un'illusione quella che l'annuncio del Vangelo ci propone. Io con voi qui riaffermo la risposta a dove vai è la risposta dell'eternità. Da domani fino al 2 giugno Papa Francesco sarà in Romania. Il Papa alla vigilia della partenza ha detto: vengo in Romania, paese bello e accogliente come pellegrino e fratello. Telepace seguirà in diretta i momenti principali di questo viaggio apostolico a partire da domani mattina alle 10:30. L'accoglienza ufficiale all'aeroporto internazionale, seguirà la cerimonia di benvenuto e il saluto alle autorità. Dalle 15:15 l'incontro con il Sinodo permanente della Chiesa Ortodossa Romena, alle 17 la messa. Torna al suo splendore l'edicola sul ponte medievale di Santo Stefano del Ponte a Sesti Levante. Grazie ad una convenzione tra comune e parrocchia, la struttura è stata sottoposta ad un restauro conservativo nei mesi scorsi. La convenzione ha previsto la progettazione, la direzione dei lavori dell'intervento e l'esecuzione dei lavori stessi a carico della parrocchia di Santo Stefano, mentre il comune ha finanziato una quota dei lavori pari a 26.000 euro. Domani, venerdì 31 maggio, è in programma la cerimonia di fine lavori. L'appuntamento è alle 21 presso la cappella della scuola materna Don Tamburini. Da lì ci si sposterà verso il ponte per la preghiera e la benedizione, cui seguirà un piccolo rinfresco, ma ne parleremo ancora nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ora la linea alla rassegna stampa. Avvenire titola ironicamente: c'è posta per noi, la Commissione chiede una risposta in 48 ore, lettera dell'Unione Europea sul debito eccessivo, tensioni nel governo, e Di Maio viene sottoposto oggi al referendum interno sulla piattaforma Rousseau, e Salvini attacca l'ONU dopo la missiva sui migranti, Conte dopo il voto ripartiamo con chiarezza. Caso alla Procura di Roma, corruzione, indagato il giudice Luca Palamara. E poi ancora la fotonotizia, rapporto di Save the Children, violenze, malattie e povertà segnano 690 milioni di minori, in 20 anni grandi progressi, infanzia rubata ancora per un bimbo su 3, ma va già meglio. Mueller invece, il procuratore americano, lascia: non potevo incriminare Trump, impossibile dire però che non ha commesso reati. Il delitto di Macerata, uccise Pamela, arriva la sentenza, l'ergastolo a Osegale. Siamo sulla prima pagina del Secolo XIX, Genova, agenti dai PM, Gabrielli hanno sbagliato, ringrazio i miei uomini, svolta nel caso del giornalista picchiato durante la manifestazione tra Casa Pound e antagonisti, 4 poliziotti si autodenunciano in procura, parla il capo della polizia appunto Gabrielli, giusto perseguire chi colpisce persone a terra, dopo 18 anni il gesto di trasparenza che allontana i fantasmi del G8. E poi ancora il Movimento 5 Stelle teme il voto a settembre, giudizio online su Di Maio, Grillo confermate il leader. E poi la fotonotizia con il varo della nave Trieste, nozze Naval Group Fincantieri, la sede sarà a Genova. Sulla prima pagina del Secolo XIX, dal 7 al 9 giugno a Sesti Levante Andersen Festival, tante star, andiamole a vedere appunto sulle pagine del Levante, una pioggia di star per un'edizione che si preannuncia super. Allevi guiderà il corteo di 1000 bimbi, poi Ravera, Morante, Diodato e Gualazzi, Augias, Germano, Cattaneo e Rosato, questo in 3 giorni di tanti appuntamenti, in centro teatro di strada e bambini all'ex oratorio, e anche successo per il premio letterario, crescono le fiabe inviate online, un vero boom dall'est europeo.
Andiamo invece a Rapallo, accelerazione per la Giunta, Brigati vice sindaco Lasinio Lai Vecchia e per la Lega e Antonella Onzo. Il criterio adottato è quello di riservare un posto a ciascuna lista in coalizione e intanto a Mezzanico Prato lascia il consiglio al suo posto Perona. A Santa Margherita Ligure invece ex ospedale di Via Arpe, case e centro congressi, questo è il primo atto del nuovo ciclo. Il sindaco Donadoni porta in consiglio la modifica della scheda tecnica, investitori pronti a impegnare risorse nella riqualificazione di questo immobile. E ora la linea passa a Genova per sentire le notizie contenute nel settimanale Il Cittadino. Il Cittadino numero 43 di domenica 2 giugno. In apertura questa settimana l'emozione di un incontro. I 900 ragazzi genovesi che hanno partecipato all'annuale pellegrinaggio dei Cresimati a Roma hanno avuto la gioia di un incontro privato con Papa Francesco davanti alla Casa Santa Marta. Nelle pagine interne un ampio resoconto con la cronaca del pellegrinaggio, le foto dei ragazzi con l'arcivescovo, con il pontefice e con i loro catechisti accompagnatori. In taglio basso questa settimana l'analisi della recente tornata elettorale. Europa resiste bene alle spinte disgreganti, al titolo dell'editoriale a firma del direttore Silvio Grilli. Nelle pagine interne i risultati delle elezioni in Liguria e un esame di come si disegnerà ora il nuovo Parlamento europeo. Ci spostiamo subito in redazione, oggi c'è Andrea Capitani. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. 3 anni e 5 mesi e questa è la condanna pronunciata dal giudice del Tribunale di Genova nei confronti del vice ministro Edoardo Rixi nell'ambito del processo delle cosiddette spese pazze in Regione Liguria. La sentenza è stata pronunciata pochi minuti fa nell'aula del Tribunale di Genova. Anche il secondo presidente del Consiglio, ex presidente del Consiglio Francesco Bruzzone, invece è stato condannato a 2 anni e 10 mesi. Sono le prime sentenze che arrivano battute dalle agenzie di stampa del processo che vede complessivamente una ventina, 23 ex consiglieri regionali, tra questi anche tanti nomi del nostro Tigullio, e si cercherà di capire adesso quali sono per questi le condanne che il giudice ha pronunciato. Lo ricordiamo, è una sentenza di primo grado, e i risvolti che queste avranno anche sulla politica amministrativa del nostro territorio. 3 di questi, li ricordiamo, Gino Garibaldi, Franco Rocca e Marco Limoncini, sono attualmente i primi cittadini, sono sindaci di comuni del nostro territorio. In base alla legge Severino, a seconda delle pene chieste decise dal giudice, ci saranno anche dei risvolti per quanto riguarda la politica amministrativa del nostro territorio. Ne parleremo sicuramente nel corso del telegiornale di questa sera, ma vi teniamo aggiornati anche sui canali internet teleradiopACE.com. È tutta a te la linea. Bene, grazie Andrea, siamo giunti al termine del nostro telegiornale. Vi ricordo ancora la messa di ringraziamento per Telepace questa sera alle 19 nella chiesa di Rupinaro. Siete tutti invitati. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.